maccheroni col suolo di carne di maiale, poi orecchiette con i fagioli, poi i pani di casa. Siamo quasi una ricotta calda. Il pane gunzato, olive, pomodori, funghi, zucchine spinose, salumi, formaggio. Ecco qua. Porchetta, sì. Si prepara nel forno a legna, risossata con aromi. È un piatto da apprezzare. Salsiccia tradizionale. Queste sono delle puzzole, la pasta del pane fritta. La porchetta si disossa e poi si mette tutti gli aromi e si inforna. Il salame è sia piccante che con pepe nero, fatto a mano, tagliato al ceppo. Le castagne sono nella nostra produzione, questa si chiama la marrona. Marrona. Mi aspettava. Sono andato a prenderla, vedi? Poi io adoro la gelatina. Qui continuo a stare perché su quelle che sono identità e tradizione sottolineo sempre mai rinnegarle, anzi valorizziamole in continuazione. Provo la piccante e poi ce l'abbiamo col pistacchio o tradizionale? Marroni sono, sì, marroni. Mettiamo il sale, Birra minchia, abbiamo la bionda e la rossa alla spina. Minchia perché è una nostra esclamazione che nasce in Sicilia, ormai utilizzata in tutto il mondo e Nord Italia soprattutto. In questo momento abbiamo spillato una futtidini bionda e una minchia rossa. Aspettiamo nella nostra cittadina, Piazza Matrice e Piazza San Pietro, Corso Bottari, 20 stand enogastronomici, potete trovare di tutto, dall'antipasto al dolce, prodotti locali, prodotti tipici locali che potete trovare soltanto a Fiume di Nisi, quindi vi aspettiamo numerosi, sabato 4 dalle 17 alle 24, domenica 5 dalle 10 alle 24, buon cibo, buona musica, buona aria e tante cose da fare. Nudari e salo, sette femmine non sapenti
sette femmine e una pausa lunga e fine, sette femmine e una tina. Bellissimo, guarda, io sono un produttore. I giovani non hanno nessuna volontà, però se avrebbero volontà potrebbe essere una cosa migliore. Core, melanzane, roba della nostra campagna, noci, castagne. Allora diamo appuntamento al prossimo fine settimana perché sarete sempre qui. Sì, Allora, ok. appuntamento a Capricci d'autunno. Alla prossima domenica.